suddivisi. I ricoveri per Covid in Veneto ci sono e i contagi pure, anche se si mantengono stabili. Per affrontare l'autunno Zaia propone una verifica anticorpale di chi è vaccinato. Avere la certezza dell'immunizzazione permette di capire anche se è necessario procedere con la terza dose in ottobre. Fa riferimento all'esempio di Israele, dove stanno vaccinando per la terza dose. Abbiamo un inesorabile aumento, anche se minimale, quotidiano, con degli aggiustamenti. Poi, per carità, oggi è lunedì e siamo a 35 persone in terapia intensiva, io ne vorrei vedere zero. Io penso che sia fondamentale passare attraverso la certezza dell'immunizzazione di chi è già immunizzato, e parlo degli over 60. Penso che questa sia la vera strategia, perché noi non possiamo ritrovarsi più fronti e più focolai. Cioè non possiamo trovarsi il fronte della scuola, sulla quale stiamo ragionando, il tema delle scuole sentinella, i test salivari, il molecolare salivare, tutto quello che sapete, e dall'altro ritrovarsi a sorpresa un popolo di 1.600.000 persone che si ritrova ad essere senza anticorpi per l'inverno. Quindi qualcuno ci deve dire qualcosa, siccome noi non siamo noi a scegliere, ma possiamo chiedere. Nell'accesso diretto al vaccino previsto da venerdì scorso per i giovani dai 12 ai 25 anni si sono registrati 1.832 ragazzi, il che porta al 55% della popolazione dai 12 ai 25 anni ad aver la profilassi. Zaia è intervenuto anche sulla crisi afghana, ha parlato con Di Maio per il corridoio umanitario per far rientrare in Italia alcuni parenti di residenti afghani in Veneto ed ha anche ricordato la figura di Gino Estrada e il ruolo dell'ambulatorio di emergency a Marghera. Ho proprio sentito stamattina il ministro Di Maio, perché ci stiamo interessando anche del caso della signora afghana e dei familiari che sono tutti qui, insomma li avete riportati sui giornali. Mi diceva stamattina che loro stanno facendo dei corridoi umanitari per, diciamo, ovviamente censendo le persone, facendo voli rispetto a questi casi, a casi di ricongiungimenti familiari o altro. Lì è una tragedia. Le immagini, insomma, le avete viste come me, è una tragedia. Qualcuno rievocchiava il Vietnam o altre storie terribili, no? Di quello che sta accadendo. Sembra che i talibani, però è d'obbligo il dubbio, sembra che abbiano quantomeno garantito l'incolumità a chi se ne vuole andare. Avete visto le immagini della strada principale del boulevard, penso sia a 6 corsie, che porta da Kabul all'aeroporto, con tutte le auto in colonna, addirittura abbandonate perché poi proseguono camminando. Avete visto l'assalto ai Finger e agli aerei per scappare. Penso che siano scene che mai avremmo pensato di vedere. Basta, mi fermo qui, nel senso che non scappano dalla morte.